è stato grattugiato. Il Cagliaritano, mamma mia che Napoli, 0-4 a Cagliari, dove sono i gufi? Buongiorno, ha segnato, buonanotte per voi e svegliatemi domani mattina, buongiorno, ciao a tutti amici, da Napoli dell'87, 4-0 Napoli. Allora, diciamo che il Cagliari ha fatto una buona partita e forse non avrebbe meritato questo risultato, però io sto godendo tanto perché questo Napoli mi fa godere tanto, la qualità che c'ha, la panchina che abbiamo due squadre, ragazzi, questo è un grande Napoli, nella difficoltà è riuscito a segnare, non ha subito gol, è vero anche che il Cagliari ha fatto due traverse, Meret, santo Meret, miracolato, ci ha miracolato perché ha fatto delle parate strepitose, una su piccoli riavvicinate, insomma poi un'altra da fuori di Augello che è no, di Marin. Il Cagliari ha avuto le sue occasioni per rientrare in partita, però il Napoli le ha avute per andare già sul 2-0. Il primo tempo finisce solo 1-0 grazie a un gol anche fortunoso, quello di Di Lorenzo su un assist di Lukaku, che oggi Lukaku fa 2 assist e segna, grande Romelu Lukaku, che si prende la squadra sulle spalle e la trascina, così come Kvicha Kvaratskhelia. Oggi si scambiano assist e gol entrambi. Lukaku fa 2 assist e il gol, Kvaratskhelia fa il gol e l'assist, poi entra Neres, ancora un altro assist, vai giù. E poi buongiorno la ciliegina sulla torta, il 4-0, oltre la partita difensiva strepitosa di Alessandro Buongiorno, ma anche Rachmani ha giocato bene, così Spinazzola, così Mazzocchi, hanno giocato tutti bene perché il risultato parla chiaro, 4-0 è praticamente a Macci su Cagliari. Anghissà fra i migliori in campo, così come Lobotka, secondo me loro due migliori in campo insieme a Buongiorno, però anche Romelu Lukaku e Kvara che hanno messo il timbro su questo risultato. Guagliù e Meret strepitoso, che ne parliamo a fare, Guagliù, qua ce ne sono almeno 4 sicuramente migliori in campo, però Guagliù si gode vedere un Napoli così vincente, un Napoli che asfalta il Cagliari, che è stato pur sempre in partita, però ha fatto degli errori che con questo Napoli non puoi commettere, regalando quel pallone il portiere a Kvara, che poi ha servito Lukaku per il 3-0, che ha chiuso praticamente la pratica della partita. Non mi ricordo se era no, il 3-0, sì, perché poi il 2-0 viene da un strepitoso assist di Lukaku che con la punta del piede va a innescare Kvaratskhelia, cioè grande gol, quella è stata una grande azione del Napoli. Ma è stato bello vedere anche il Napoli a tratti giocare di prima, mi è sembrato un po' il Napoli di Sarri, di Spalletti di prima, quel pallone veloce, però non si è potuto fare lo stesso anche con quelli nuovi che sono entrati nel secondo tempo, Gilmour, McTominay, insomma molto bene il Napoli, piano piano si inseriranno anche questi nuovi. Però godo assai, Anghissà che recupera palloni da tutte le parti, un animale, si propone avanti, Lobotka, Guagliù che va a salvare un pallone in porta, poi recupera pallone a destra, a sinistra del campo. Ecco, se devo criticare qualcosa a Lobotka, l'ultimo passaggio, così come Spinazzola, lo stesso Mazzocchi, abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio per poi andare a finalizzare, anche Lukaku in certe circostanze, però poi dove poteva tirare, però poi alla fine ne abbiamo fatto 4 uguali, ragazzi, abbiamo fatto 4 gol al Cagliari, a Cagliari che non era facile, dove tutti ci davano già per sconfitti o pareggiavamo la partita dopo che i Gobbi hanno pareggiato a Empoli e domani vediamo l'Inter cosa farà. Intanto noi godiamo dal divano, secciamo pure noi come ci hanno secciato a noi, e noi si gode perché abbiamo vinto 4-0. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate sotto nel video e iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto e condividete. E con questo è tutto ragazzi, buongiorno a tutti, anzi no, ho già sbagliato, quello ha segnato, ho fatto un quarto gol. E con questo è tutto, buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre giù.
Forza Napoli!